è fortemente influenzata anche dalle attività sviluppate in agricoltura. Con riferimento all'inquinamento atmosferico nelle nostre città italiane, la qualità dell'aria che respiriamo tutti i giorni, è importante dire che negli ultimi 10 anni la qualità dell'aria nelle nostre città è migliorata, benché sussistano molte criticità e purtroppo, come sappiamo, l'Italia, unitamente agli altri grandi paesi europei come Francia, Germania, Regno Unito, stanno rischiando una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per aver sforato i limiti previsti per la qualità dell'aria. In generale queste criticità purtroppo si presentano ogni anno. L'anno scorso è stato un anno abbastanza negativo da questo punto di vista, perché molte città, ahimè, hanno superato spesso i limiti previsti per legge delle polveri sottili, del biossido d'azoto, e questo purtroppo ci ha messo in una situazione di difficoltà anche nei confronti della Commissione europea. Problemi che sappiamo sono di tipo strutturale, perché poi nelle nostre città le cause maggiori che portano a sforare i limiti previsti per legge per la qualità dell'aria sono il traffico veicolare, i riscaldamenti domestici. Una domanda che può sorgere è: quali sono gli inquinanti più importanti? In realtà non è possibile rispondere in maniera, come dire, neutra a questa domanda. Dipende da che cosa uno va a cercare, qual è la finalità della sua ricerca. Mi spiego. Una ARPA, per esempio, deve tenere sotto controllo gli inquinanti regolamentati, quindi sarà più interessata ai macro inquinanti e a qualche micro inquinante. Invece un laboratorio d'analisi magari è interessato ad alcuni microinquinanti particolari. Vi spiego e faccio un esempio. Nel caso degli inceneritori, dei rifiuti speciali, può essere importante andare a vedere dei metalli in tracce oppure le diossine, cosa che nell'aria non ha senso in genere ricercare, perché l'aria normalmente non contiene diossine se non a livelli talmente infinitesimi che non costituiscono un problema. Può succedere un incendio di una particolare industria, di un camino oppure di un deposito di rifiuti, in quel caso anche l'analisi della diossina nell'aria può diventare importante. Quindi, secondo da qual è il problema particolare da affrontare, sarà importante definire poi quali sono gli inquinanti specifici da analizzare in quella situazione. Una volta individuato l'inquinante da cercare, si può calcolare il quantitativo presente nel campione e monitorare la zona da cui proviene, come accade con le centraline di controllo installate nelle nostre città. Ma come ci si può difendere dall'inquinamento atmosferico? In particolare per quanto riguarda al traffico veicolare, come possiamo fare? Sicuramente incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici, incentivare una transizione verso sistemi a basso impatto e auspicabilmente in futuro verso l'utilizzo di veicoli elettrici, creare le condizioni affinché i cittadini possano utilizzare di più la bicicletta, quindi aumentare le piste ciclabili, che se ci confrontiamo con altri paesi, soprattutto del nord Europa, in termini di chilometri di piste ciclabili l'Italia è molto indietro, e quindi facilitare tutte quelle iniziative di bike sharing, car sharing, per far sì che i cittadini, noi tutti, possiamo muoverci nelle città senza utilizzare l'auto privata, perché molte delle auto in circolazione sono monopasseggero e quindi già il car sharing potrebbe ridurre in modo significativo il numero di auto circolanti. Oggi in molte città italiane il car sharing ha anche un vantaggio in più. Esiste infatti la possibilità di noleggiare una city car completamente elettrica. Questo è il modello ZD, la D2, è una macchinina molto conosciuta, una city car di ultima generazione. È conosciuta al pubblico perché lo stesso veicolo nelle versioni precedenti viene impiegato per il car sharing, quindi a marchio Sharing Go. Quindi il car sharing che ormai è consolidato, car sharing totalmente elettrico, 100% elettrico,
e che opera oggi su Roma, Firenze, Modena, Milano con successo. Questa macchina è perfetta per l'uso quotidiano, per tutti i giorni, per girare una città. Perché? Perché abbiamo comunque un'autonomia notevole. Questo veicolo arriva fino a 160 km di autonomia, è una macchina piccola, quindi ci aiuta nel trovare facilmente parcheggio, e un grosso bagagliaio, quindi ci permette anche di svolgere tutte le attività, come quella anche di fare la spesa in maniera agevole. Ha una velocità di 85 km/h, che comunque una città è una velocità di tutto rispetto per vivere la ecomobilità, perché ripeto, qui l'inquinamento è pari a zero. È simpatica perché non ha cambio, come tutte le macchine elettriche non ha bisogno del cambio, quindi ha cambio automatico, quindi la guidiamo facilmente con un solo piede, e quindi questo agevola anche le operazioni, le manovre più complicate. Le city car elettriche come queste non hanno bisogno di affrontare grandi costi per la manutenzione, perché non essendoci organi in movimento, questo permette di risparmiare anche sui tagliandi di manutenzione. Anche questo è un altro beneficio, quindi un risparmio sull'acquisto del veicolo elettrico, quello che ci permette di ammortizzare facilmente il costo affrontato all'inizio per acquistarla. Il veicolo può essere tra l'altro anche noleggiato, quindi non solo acquistato, ma ormai diciamo per le società piace l'idea di pagare un piccolo canone di noleggio comprensivo di tutto. L'altro problema che andrebbe risolto è che in molte città c'è ancora un parco circolante abbastanza vecchio. Abbiamo visto per esempio nell'area campana, Napoli, dove la percentuale di auto Euro 0, quindi auto molto vecchie, quindi le cui emissioni sono diciamo abbastanza importanti, intorno al 20-25% del parco auto circolante, ma questo non è che riguarda solo Napoli, molte città sono in questa situazione, ma il problema maggiore è che abbiamo troppe auto nelle nostre città che tutti i giorni affliggono le nostre strade e i nostri polmoni. Quindi sicuramente migliorare i mezzi pubblici, cioè estendere la rete servita dai mezzi pubblici, e quindi consentire effettivamente a tutti noi di andare la mattina a lavorare senza utilizzare l'auto privata, no? Utilizzando la metropolitana laddove ci sono le metropolitane o gli autobus, quindi anche gli autobus per esempio andrebbero rinnovati, molte città l'hanno fatto, ma purtroppo esistono ancora città in cui gli autobus vanno a diesel, e quindi cercare di utilizzare combustibili meno impattanti come il gas per esempio. Dobbiamo analizzare un campione ambientale, per esempio una polvere atmosferica, una polvere di deposizione, un terreno. Questo prima di essere analizzato, caratterizzato chimicamente, va raccolto in maniera opportuna, ma poi va anche trattato per essere preparato per l'analisi chimica strumentale. Questo è un laboratorio di preparativa dove proprio i campioni arrivano per essere predisposti per la caratterizzazione chimica successiva. Normalmente come si opera? Si opera anche in questo caso per fasi, per step. Il campione viene prima estratto, cioè dal substrato si toglie ciò che ci serve. Per esempio, se io ho un campione di polvere atmosferica, voglio analizzare il benzoapirene che la legge dice di misurare, lo estraggo con un solvente, la polvere rimane scartata e il solvente con il benzoapirene sarà in una certa provetta. Questa provetta poi viene a sua volta trattata in modo da eliminare una gran parte di quelli che potrebbe interferire nell'analisi, quindi coprirmi il segnale, e una provetta così con la soluzione diciamo pulita di benzoapirene sarà portata poi nel laboratorio strumentale dove si faranno le analisi successive. Come è noto, le analisi dei campioni prelevati nelle aree urbane spesso danno risultati che evidenziano una quantità di sostanze dannose alla nostra salute superiore alla soglia stabilita. E per arginare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, una delle misure adottate è il blocco del traffico cittadino in particolari giorni. Una misura insufficiente a fornire una soluzione definitiva al problema.
un cambiamento di abitudini, di stile di vita, adottare un blue lifestyle sarebbe auspicabile. Per quanto riguarda la mobilità, ad esempio, una valida alternativa ai mezzi inquinanti potrebbe essere l'uso dei veicoli elettrici, e oggi ce ne sono di vari tipi: auto, moto, scooter, persino biciclette per le persone che non possono fare sforzi eccessivi ma non desiderano rinunciare a questo mezzo di locomozione sportivo e divertente. Oggi il veicolo elettrico è una valida alternativa ai motori tradizionali perché ci consente di avere numerosi vantaggi a livello economico e anche vantaggi legati al miglioramento della qualità di vita che possiamo comunque sia offrire alle generazioni future. Il mercato dei veicoli elettrici ci dà la possibilità di scegliere a seconda delle esigenze personali tra un'ampia gamma di articoli che possono andare dalla bicicletta a pedalata assistita allo scooter, sia che sia un ciclomotore o un motociclo, alle motociclette elettriche o anche ai quadricicli pesanti o leggeri, tutto alimentato esclusivamente a energia elettrica. Per quanto riguarda le biciclette elettriche, oggi c'è un'ampia gamma tra cui scegliere. Si parte dalle pieghevoli, che secondo la nostra normativa stradale possono essere utilizzate anche sui mezzi pubblici senza pagare un biglietto ulteriore come invece è sulle biciclette normali, per poi passare a delle mountain bike, a delle bici da passeggio. Tutte quante possono circolare liberamente su strada purché abbiano delle caratteristiche precise. Infatti la normativa italiana ci dice che il motore non deve superare i 250 watt di potenza. Le batterie poi possono essere posizionate sulla parte anteriore del mezzo, sulla parte posteriore, e a seconda della capienza delle batterie abbiamo delle autonomie che variano dai 25, 50, 100 km/h. Questa autonomia varia anche in base all'assistenza in pedalata che possiamo richiedere. Sicuramente il fattore comune è che a 25 km/h il motore deve staccare. Il costo parte da 790 euro sui modelli base fino ad arrivare ai top di gamma come questa, che è una bicicletta con motore, batterie Bosch, che sta oltre i 3.000 euro. È una bicicletta che consente di fare anche percorsi sterrati molto impegnativi, ha ammortizzatori posteriori e anteriori, quindi è una bicicletta molto particolare. Per quanto riguarda gli scooter, oggi abbiamo un'ampia gamma disponibile che va dal ciclomotore, quindi guidabile a 14 anni e con una velocità di crociera limitata a 45 km/h, al motociclo, che quindi si può guidare dai 16 anni in su e con una velocità di crociera che va dai 65 agli 85, 90, 105 km/h in base ai modelli. Le batterie per quasi tutti i veicoli elettrici sono ormai al litio, così come anche per le biciclette, per le motociclette o per i quadricicli, perché la tecnologia al litio è una di ultima generazione, quindi ha delle prestazioni molto più efficienti, tempi di ricarica più brevi e anche durata in termini di anni e di ricariche possibili molto più elevata rispetto al vecchio piombo. Spesso le batterie, soprattutto nei ciclomotori o motocicli, vengono messe nel sottosella e sono estraibili, quindi si dà la possibilità anche per chi non ha un garage di proprietà di poter estrarre le batterie nel sottosella, portarle a casa per la ricarica notturna e la mattina dopo reinstallarle sullo scooter in maniera molto semplice, quindi solamente tramite l'inserimento. Le autonomie variano da 50 km a 100 km in base poi alle modalità di guida e al recupero in frenata che oggi c'è su quasi tutti i veicoli. I ciclomotori possono andare dai 50 ai 100 km di autonomia, quindi darci la possibilità di effettuare tutti i percorsi possibili anche su una città molto grande come Roma. Per quanto riguarda gli scooter, abbiamo anche delle aziende italiane che fanno dei prodotti estremamente accattivanti e anche economici. Questo scooter è prodotto da una start-up di Brescia e ha anche dei brevetti al suo interno. Qui per esempio abbiamo il telaio portante, che è anche la scocca dello scooter, ed è un brevetto importante perché non era mai stato utilizzato questo tipo di materiale su uno scooter. Abbiamo la fibra di vetro con delle materie plastiche che rendono il veicolo estremamente leggero ma anche molto solido. Gli unici pezzi di metallo inseriti sono per gli ammortizzatori e per lo sterzo.
Questo prodotto è molto particolare anche dal punto di vista estetico, infatti hanno pensato di creare un design molto particolare che contraddistinguesse il loro veicolo. Abbiamo anche poi quest'altra casa, sempre italiana, che è sul mercato ormai da tantissimi anni per la produzione di motori elettrici utilizzati sia per gli elettrodomestici che nei grandi acquari. Nel 2015 hanno deciso di implementare la loro produzione spostando un settore del mercato sulla mobilità elettrica. Sono partiti prima dal ciclomotore monoposto, poi il biposto e poi quest'anno hanno presentato anche il motociclo. Il prezzo è estremamente accattivante e abbordabile. Oltretutto spesso vengono fatte anche delle campagne di incentivi dalle case stesse a tasso zero o con degli accessori in omaggio. I veicoli hanno tutti quanti le batterie estraibili nel sottosella, una o due batterie sempre al litio che possono essere agevolmente sfilate, caricate e poi reinserite nello scooter stesso. Le autonomie per quanto riguarda i ciclomotori si aggirano intorno agli 80 km per un pieno di ricarica che può costare circa 2 euro in corrente elettrica. E tutti quanti i veicoli vengono equipaggiati anche di un cavo di ricarica domestica e quindi essere utilizzati da qualsiasi utente senza una spesa aggiuntiva per un cavo di ricarica. Il pacco batterie di questo veicolo è posizionato al di sotto del mezzo, quindi in un punto idoneo, perché ci permette di mantenere su questo veicolo un assetto con baricentro basso. Questo va a premiare poi la guida in strada. Questo veicolo può essere guidato anche dai sedicenni. L'ideale per tutti noi sarebbe quello di vivere in una città silenziosa, dove tutti i veicoli sono elettrici. Alcune città sono pionieri in questo, immagino Amsterdam per esempio, no? Sarebbe bello però farlo anche in città storiche come Roma, Milano, cioè riconquistare la bellezza della città senza questo fracasso che continua, che non ci permette di parlare neanche a 1 metro di distanza. E in effetti la silenziosità è un altro vantaggio, non solo delle auto elettriche, ma anche del mezzo di trasporto più rumoroso per eccellenza, la motocicletta. Una moto elettrica non fa rumore e permette al conducente di godersi appieno un percorso di montagna immerso nei suoni della natura. Oggi parliamo anche di motociclette elettriche. Abbiamo qui una motocicletta prodotta in California, a Santa Cruz, un fiore all'occhiello della tecnologia per quanto riguarda l'elettrico, poiché questa azienda è partita e fa esclusivamente motociclette elettriche, raggiungendo oggi una vendibilità sul mercato sia nazionale che internazionale veramente elevata. I modelli che vengono proposti partono dalla motocross, la motard, alla moto da strada e poi anche la dual sport che ci consente di fare dei percorsi sia stradali e urbani che dei piccoli sterrati. Le batterie sono tutte quante al litio, non estraibile e posizionate sotto il serbatoio. Nel modello 2018 c'è la possibilità di inserire nel serbatoio anche un caricatore rapido che ci consente per le colonnine di ultima generazione di ricaricare il 95% della motocicletta in neanche un'ora di tempo. Le batterie vengono garantite dalla casa madre per 5 anni, quindi la tecnologia è estremamente elevata e sono state testate per percorrere più di 550.000 km, quindi effettivamente seguono la vita del mezzo, non vengono mai cambiate. Per quanto riguarda le autonomie, questi mezzi oggi ci consentono di percorrere con un'unica ricarica circa 250 km in ciclo urbano, quindi usufruendo e godendo della ricarica in frenata e del recupero in frenata del freno motore. C'è la possibilità, scaricando l'app, di fare automaticamente dal proprio garage gli aggiornamenti firmware
per quanto riguarda la parte elettronica, quindi senza neanche la necessità di doversi recare in officina. Ad oggi i mezzi elettrici godono di numerosi vantaggi. Prima di tutto l'esenzione del bollo per 5 anni, hanno delle forti riduzioni per quanto riguarda l'assicurazione e hanno un accesso illimitato alle ZTL e anche il parcheggio gratis sulle strisce blu, quindi questo vuol dire che nel momento in cui ci sono dei blocchi del traffico e quindi si può accedere ai centri solamente con le targhe ZTL, avendo un veicolo elettrico noi possiamo senza problemi utilizzarlo ogni giorno. Parliamo anche delle prestazioni dei veicoli elettrici. Queste motociclette hanno una coppia in Newton metro che va dai 110 ai 146 a seconda dei modelli. Questo vuol dire un'accelerazione nel top di gamma, che è il modello R, che va da 0 a 100 in 3 secondi e 3, quindi delle prestazioni veramente eccezionali. Abbiamo le sospensioni Showa e pneumatici Pirelli montati in default su tutti quanti i mezzi. Per quanto riguarda la ricarica completa possiamo prevedere circa 8 ore usufruendo della presa domestica o altrimenti mettendo sempre qui nel serbatoio un piccolo kit per la ricarica alle colonnine pubbliche. La ricarica domestica per avere un serbatoio pieno a seconda dei modelli può costare dai 2 ai 3,50 € e quindi con questa piccola cifra noi possiamo percorrere circa i nostri 200-250 km, un grosso risparmio in termini economici rispetto alla benzina tradizionale. Sono tanti i vantaggi delle moto elettriche che alcuni soggetti pubblici hanno iniziato a farne uso. Speriamo che presto riescano a contagiare anche altre realtà del settore pubblico. Caffè Pedrocchi. Storia, fascino, magia. Eventi. Se io, la musica italiana dei grandi interpreti e autori. Musica italiana di Giorgia, Mannoia e Elodie.